colbacco è d'ordinanza per don Floriano Riondato. Lo veste in ogni sua sortita, come a custodire i 92 anni da poco compiuti. Un'età che non lo pare spaventare. Lui, memoria di un istituto che di Padova è storia, è uno dei punti di riferimento di un Barbarigo di cui conosce ogni storia o segreto. Utile consigliere per il rettore don Cesare Contarini, preziosa risorsa per i suoi studenti, specie per coloro che qui frequentano il primo liceo musicale della provincia di Padova, istituito nel 2010 in collaborazione con il Conservatorio Pollini. Una scuola che si pone nel solco della tradizione musicale del Barbarigo, che don Floriano ha saputo avviare dopo l'investitura dell'allora patriarca di Venezia. Mi ha chiamato qui in Barbarigo l'11 novembre del 1946, vuol dire 66 anni fa. Ecco. Lui aveva intenzione di farmi studiare matematica all'università, ma a me piaceva la musica e non la matematica. E comunque sono stato adibito a compiti disciplinari qua per tanto tempo, finché non è stata introdotta nella scuola media la disciplina musicale, cioè la musica, nel 1963 mi pare è stata. E allora ho cominciato a insegnare musica. Fiati, per lo più, spiegati agli studenti nelle stesse aule dove oggi trionfa la tecnologia. E anche per tutte le sue lezioni don Floriano nel 2006 ha ricevuto il riconoscimento di Padovano eccellente. Eccolo, nelle immagini pescate nel nostro archivio, ricevere il sigillo in aula magna e raccontare alla platea tutte le sue storie musicate. Qual è il consiglio che magari cerca di dare ai giovani musicisti? Ma non saprei, perché a volte scelgono il liceo musicale sperando che non ci siano altre materie difficili. Invece è un liceo. Capire subito l'antifona, insomma, perché la strada poi può essere in discesa e regalare soddisfazioni. Ricordo i primi ex allievi veramente bravi che hanno fatto carriera, e con questi mi trovo diverse volte, ci raduniamo per una cenetta per rinnovare i ricordi e le belle impressioni. Adesso non faccio tempo a fare due passi per la strada, che non ci sia gente che mi saluta, perché sono qua da tanti anni e quindi... D'altra parte riconoscerlo con quel colbacco è impresa tutt'altro che impossibile.